Bello, bellissimo, racconti veri, questi bisogna sapere. Allora, torniamo in diretta alla festa delle penne nere a Trento, ve lo ricordiamo, ve la stiamo anticipando, l'abbiamo raccontata in questi giorni. Allora, vediamo cosa si è inventato Lucio Zanato. Abbiate pazienza, insomma, maestro straordinario, il nostro alpinista da sempre. Quindi andiamo a Trento. Lucio, a te. Sì, Ferdinando, sono di nuovo in collegamento. Come vedi ne ho approfittato per fare un piccolo spuntino perché con gli alpini se non fai qualcosa in compagnia, e devo dire che sto cercando di schivare tutta una serie di ombre perché qui altrimenti non è più finita, però una fetta di salame, come dire, se non l'accetti gli alpini poi, come dire, si arrabbiano, si offendono. Intanto buonasera, posso appoggiare? No, dopo, quando siamo in servizio, grazie. Allora, siamo in diretta. Voi di dove siete? Fonte Alto. Fonte Alto. Provincia di Treviso, sì. Ecco, da quanti anni fa le adunate? Questa è la mia 42esima adunata consecutiva. Che sembra ieri. Sembra ieri, sì. Senta, perché bisogna trovarsi ogni anno? Cioè, qual è lo stimolo? Perché noi stiamo cercando di chiederlo a tutti, perché, voglio dire, organizzazione, cose, ferie, per chi è ferie, cioè, c'è tempo, c'è spesa. Come tutti sanno, il corpo degli alpini è il migliore corpo che esista, e lo spirito di corpo che hanno... Non diciamo i bersaglieri, però. No, i bersaglieri si hanno copiato il 13 maggio. Sì. E lo spirito di corpo che abbiamo noi ci unisce così tanto che riusciamo a fare queste adunate, chiamiamole oceaniche, perché vengono tutte le persone a spese proprie, portano anche soldi nel paese che vengono ospitati, e questo spirito di corpo ci unisce molto. Naturalmente serve anche la compagnia e anche bere questo bicchiere insieme e la fettina di soppressa assieme, però lo spirito che ci unisce è quello che ci ha legato nel momento in cui abbiamo fatto la naia. Ecco, esatto, ma questo spirito non rischia di sparire considerando il fatto che ormai non c'è più il servizio militare? Sì, purtroppo noi siamo una razza in via di estinzione, purtroppo, però finché ci siamo lo faremo, e io considero, come ha cominciato il nostro Presidente nazionale, a valorizzare gli amici degli alpini. Gli amici degli alpini sono i nostri amici, appunto, che anche loro hanno, pur non avendo fatto la naia, chiamiamolo così, hanno questo spirito di trovarsi insieme e soprattutto di aiutare anche chi ha bisogno. Senta, ma quanti anni ha lei? Io ho 65 anni. 65 anni e è tornato in tenda? Sì, è chiaro, altrimenti non sarebbe una adunata a dormire in albergo. In albergo vado quando sono in ferie con la moglie. E invece quando sei con gli amici fai l'alpino, si torna in tenda? Si torna in tenda, sì. Anche se più gli anni passano più dura è, però lo spirito è sempre quello. Va bene, allora io adesso mi fermo un attimo con lui e poi mi faccio un brindisi perché la serata è ancora lunga, ci dobbiamo sentire con molti altri collegamenti. Per il momento linea a te, Ferdinando. Allora, torniamo in studio, grazie a Lucio, adesso vediamo che cosa si inventerà per il prossimo collegamento, però giustamente Tony Zanatta intanto me ne stava raccontando una, cioè, che cosa lo possiamo dire? Sì, direi dobbiamo dirlo, cioè? Allora, al di là che Lucio Zanato è un iscritto del gruppo Città di Treviso, dopo un lungo peregrinare siamo riusciti a convincerlo, anzi direi grazie alla sua signora. Nicoletta, sì. C'è una piccola particolarità. Allora, alla durata di Latina lui ci ha chiesto di portargli giù la bicicletta perché così riusciva a muoversi in maniera più libera e senza dover aspettare magari dei passaggi o qualcosa di questo genere. Bene, quella bici lì è ancora in deposito presso di noi, praticamente è di nostra proprietà per il uso campione. La bicicletta che ha utilizzato per È una bicicletta che ha utilizzato Lucio Zanato. Noi abbiamo cominciato quando abbiamo fatto il secondo percorso della memoria, lui ci seguiva con la Vespa e poi è passato alla bici, forse per un istinto salutista, e adesso però la bici l'ha lasciata lì da noi. È sempre in perfetta forma. Ormai l'ha persa, ecco. Allora, infatti adesso glielo diremo, insomma, da Latina, infatti, perché noi poi già seguivamo ovviamente in diretta sempre. Ah, come? Perché l'ho sentita io, Se la vuole deve pagare da bere. Ah, se vuole. Si parla di Damigiane. Ci mettiamo anche noi. Venturino, lei ha portato delle foto? Sì, ho portato. Possiamo farle vedere, Tony? Vediamo se... Che foto sono? Del mio servizio militare, guarda. Questi i campi invernali. A quella telecamera lì? Bellissima, in pieno inverno. Dove qui? Qui durante i campi invernali eravamo al Passo Sierra,
sopra Sappada, Teniamo diciamo. ancora a Sappada, quindi. Sì, devo dire che è per questo che io la mia Alpinità l'ho sempre portata dentro. Durante questo scavalcamento abbiamo perso un amico travolto da una slavina di neve e qui questa foto per me rappresenta tanto. È andato avanti. È andato avanti, diciamo, ecco, come si dice negli alpini. La mia, Caserma Fasil di Sappada. Il territorio, signori miei, sì, dell'avvocato Panizza. era durante i campi invernali Caserma perché Fasil. Era territorio, perché Sappada. era durante i campi invernali, quindi era una tappa di trasferimento, diciamo, e siamo incappati in una tormenta di neve vera e propria, dopodiché le slavine hanno fatto il resto. Non ho ancora chiesto se sarete domani. No, Tony ovviamente sì, mi ha già detto di sì. Certamente. Maurizio anche. Venturino? Venturino avrà fatto come ho fatto io, ho mangiato tanta di quella neve Certo. perché, Sicuramente sì. perché non ci si poteva filmare, ma mi ricorderò sempre la staulanza, 4 metri da una parte e 4 metri dall'altra, soltanto col varco che passava il servente e il mulo, hai capito? Ecco. E quando ti davano la fetta di mortadella, sembrava che la mortadella fosse stata oggetto di una scarica di mitra, perché il grasso si colava e tiravano questa fetta con tutti i buchi. Quindi per avvallare anche il discorso del dottor Gentilini, mi ricordo che durante i campi invernali, Forcella Morareto, siamo passati su un sentiero scavato precedentemente e avevamo 2 metri di neve a destra e 2 metri di neve a sinistra. Sentiero preparato i giorni precedenti lo scavalcamento e quindi è stato un servizio militare abbastanza duro, naturalmente, 15 mesi che però proprio per l'impegno che c'era, quello che ci facevano fare, ci ha temprato molto, ecco, diciamo questo. Immagino. Quindi... io voglio anche fare un omaggio al mulo. Vedi? Al mulo? Certo. Al mulo. Abbiamo raccontato in questi giorni che il mulo iroso, quello più anziano, no? ecco. Non sarà a Trento, però sarà a Vittorio Veneto. Poi dobbiamo parlare anche di Vittorio Veneto. Ma vedi, il mulo è veramente l'amico dell'alpino, Certo. perché quando noi tagliavamo all'inverno una montagna, buttavamo fuori le cordicelle rosse in caso di slavina. Ma i comandanti ci dicevano: fermate, se il mulo si ferma e comincia a muovere le orecchie, sente qualcosa, fermatevi. No? È un allarme. Perché durante la guerra molti si sono salvati perché il mulo sentiva quando partiva il colpo e allora si addossava alla roccia. Vedi? Ti dico che ha salvato tantissimi soldati italiani. Meravigliosa anche questa. Queste sono cose vissute. Faccio vedere alla telecamera, Venturino. Questo è un mulo. Che cos'è? Durante i campi invernali. Ecco. Cioè questo era uno che avevate voi al servizio? Oppure... Sì, sicuramente, okay. Questo durante... Denominata Jeep a pelo. Perché? Perché era Jeep col pelo. La Jeep, avevo capito. E vedi che Jeep col pelo per forza. i muri, certo. anche durante il servizio militare, bisogna dividerli in due categorie, buoni e cattivi. Perché? Ma i buoni sono sempre quelli che ci hanno dato la possibilità di scavalcare certe forcelle. Io lo dico apertis verbis, mi appendevo alla coda e tirava lui. Certo, e sai che quando il mulo è sotto sforzo col carico, cioè fa le solite cose, ma noi rimanevo attaccati ugualmente, hai capito? Cioè, non intende che scalciava, intende qualcos'altro. Ok. C'erano i muli che se passavi a 1 metro ti scalciavano, certo. ma i buoni sono sempre i martiri e anche i muli ci sono i muli buoni. Allora, domani non sfilerà, ha detto Gentilini, vero? No. Cioè, l'anzianità non fa grado, fa aceto. E cosa vuol dire? E quindi è finito il tempo, perché guarda Però che... la guarda in diretta su Antena 3. Sì, vero? ma io ti posso dire che il mio ricordo è quando sfilavamo con tutti i reduci di guerra. C'era un vigile urbano di Treviso che mi aveva dato un fischietto e io
fischiavo, davo il tempo a tutti. E tutti orgogliosi di marciare, dire 1, 2, cadenza, perché adesso se uno dice a un alpino cadenza, cos'è? Non sanno più cos'è. Quindi lei dava la cadenza? E davo cadenza, che vuol dire 1, 2, 3. Ma Col fischietto del vigile urbano. I colpi per terra, cioè, tremava il terreno, ma erano entusiasti di sfilare, cioè, tutti allineati, coperti e senza perdere, ecco, tutti, guarda. E quello è stato una delle cose più belle di essere assieme a coloro che avevano sacrificato 7, 8, 10 anni di naia, perché 2 soci miei del 14 sono entrati ad Addis Abeba con Graziani e poi hanno fatto tutta adesso, la guerra, io ricordo 10 anni, sai. A Pordenone è stato pochi anni fa, appunto avevamo fatto un'intervista, credo forse l'ultima, poi a Cristiano Dal Pozzo, che era molto, molto toccante, era bella anche ad effetto. Paniz, avvocato, ci sarà domani? Sì, però sfilerò non con Belluno, sfilerò molto presto la mattina, perché devo scendere a Roma nel pomeriggio e Belluno sfilerebbe tardi, e quindi non posso sfilare con Belluno perché il giorno Però dopo... ci vuole essere lo stesso. Esatto, il giorno dopo un processo a Roma, quindi devo rientrare in tempo e quindi chiederò ospitalità. Dovresti sacrificare Roma per gli alpini, viva Dio, no? Ma non posso sacrificare il cliente. È l'avvocato, esatto. Il cliente va del protetto. Parlamento che questi giorni... No, il Parlamento non c'entra niente, c'entra il mio cliente con quale ho il processo lunedì mattina e devo stare attentissimo. Va bene, ci fermiamo ancora per un minuto, tra poco. Ring, allora questa sera abbiamo gli alpini dentro le corde, perché la politica non c'entra niente. Per l'amor di Dio. Tra l'altro dovevamo cambiare, ma insomma questa è la nostra grafica. Allora subito da Lucio Zanato a Trento, anche per capire dove è finito, cosa ci racconta adesso. Lucio. Eccoci di nuovo qua Ferdinando, siamo sempre in diretta qui da Trento e stiamo facendo il giro praticamente degli accampamenti degli alpini. Capitiamo per caso sempre negli accampamenti degli alpini trevigiani. Qui siamo a Col San Martino e come vedete ci stanno versando il caffè perché la serata sarà ancora abbastanza lunga, però qui c'è tanto divertimento. Andiamo a trovare il capogruppo. Buonasera, intanto il suo nome e il suo cognome. Lucio Puppetti. Senta, il cappello è abbastanza, come dire, vissuto, quindi alpino da quanto tempo? Capogruppo da 3 anni, ma no, alpino da quanto? Alpino da 45. Quindi che scaglione? 6° reggimento artiglieria montagna, diciamo che non è alpino, però artiglieria da montagna. Quindi artigliere. Anno? Anni 70. Anni 70. Diciamo anni 70. Secondo scaglione, secondo 70. Ah, secondo, proprio 1970. Sì. Senta, allora, intanto come sta andando qua? Ma è un po' umida. Però ci si diverte. Comunque gli alpini non hanno paura di niente, né dell'acqua, né della pioggia, né della tempesta come è successo a Pordenone, logicamente qualcuno si ricorderà. Noi siamo sempre tranquilli, fermi. Ieri eravamo a Treviso, oggi siamo a Trento, domani siamo a Milano. Siamo in tutta Italia. Ecco, e allora la domanda ad un alpino, secondo lei ci vorrebbero degli alpini al governo? Diciamo che è meglio soprassedere a queste cose, perché noi non facciamo politica, noi facciamo tanto volontariato, però la politica la lasciamo agli altri, anche se magari puntini. E lo spirito alpino ci andrebbe bene? E insomma, sì. Però... Quanto tempo ci mettete ad organizzare tutto questo? Anzi, ci fa vedere un po', andiamo a vedere insieme. Qui, allora, questa è la zona della mensa, giusto? Sì, zona mensa. Poi, allora, perché dovete vedere che sembra una cosa piccola. Questa è? Leviamo la borsa, facciamo vedere. La doccia.
Ah, è la doccia? Doccia. Tutti organizzati, puntuali, precisi, tutto, doccia, bagno, perché qua non si sbaglia nulla. La polizia innanzitutto. La polizia innanzitutto. Ordine e polizia. Ordine, disciplina e polizia. Qui invece siamo... E la cucina. La cucina, questa è un po' meno, ma insomma... Cioè un po' più vissuta d'altra Sì, parte, se fate la cena, cioè, però tutto pulito, lavato, Sì, preciso. sì, è una cosa alpina. Ecco, comunque. ma dove dormite? Sui camper, sui furgoni e chi può dormire anche sulla tenda, sotto il tendone. C'è ancora qualcuno che dorme in tenda? Perché un po' gli anni, com'è che gli anni si fanno sentire un po' di reumatismi? Sì, ma mica che ne ho 68, sì, ma qui che ne ha 40 ancora... Chi è il più giovane del gruppo? Il più giovane del gruppo sono due che attualmente Dai, sono... ci porti? No, non ci sono qui. Non ci sono qua. Qui, però sono attualmente in servizio, diciamo, in servizio militare permanente, sono i due nuovi aggregati, cioè iscritti che fanno il servizio militare volontario, diciamo, ecco, capisci? Senta, ma allora giusto per concludere, che poi diamo la linea allo studio, ma secondo lei c'è futuro per gli alpini, visto che non c'è più la Naia? Ma a me mi ricorda l'anno scorso a Treviso con la ministra Pinotti, che l'abbiamo così bloccata per ribadire ancora il discorso della Naia, non diciamo obbligatoria di 12, 13, 15 mesi, però un 6 mesi porterebbe... Giovamento alla gioventù. Sì, un po' più... Come dice il nostro presidente Favaro, la gioventù sarebbe un po' più indirizzata un po' meglio, insomma, ecco. Con questo sospiro da parte del capogruppo io restituisco la linea allo studio, pronto a riprenderla con un altro gruppo, un'altra storia degli Alti Alpini qui da Trento. Grazie. Grazie Lucio, tra l'altro domani sarà protagonista ovviamente insieme a Barbara Todesco del racconto su Rete Veneta della Dunata degli Alpini. Ricordo è in onda anche su Antena 3 dalle 8:45. Grande Lucio, dicevamo avvocato durante questo intervento che è bello ricordare sempre anche cosa fanno gli alpini oggi. Durante queste giornate, se non ricordo male giovedì o è stato mercoledì, anche il grande impegno della protezione civile questo è l'aspetto più importante, cioè Trento, noi vediamo una festa, un momento di gioia, un momento di amicizia, un momento di riscoperta di tutta una serie di valori dal punto di vista emotivo importanti. Però gli alpini oggi sono una realtà che si sostituisce allo Stato nel fare tantissime cose che dovrebbe fare lo Stato o che dovrebbero fare le pubbliche amministrazioni. E c'è un libro verde che viene pubblicato ogni anno che dà l'indicazione della quantità di ore di lavoro e della quantità di risorse economiche che il mondo degli alpini ogni anno raccoglie e mette a disposizione delle comunità. È uno dei due grandi aspetti che vanno sottolineati, perché non è un retaggio del passato. Noi oggi qualche volta irridiamo la storia perché non siamo davanti agli occhi non abbiamo sottolinea più l'aspetto ludico, invece è sbagliato, ecco. che noi dobbiamo queste serate lo ricordiamo sempre. Noi dobbiamo sottolineare quello che oggi fanno gli alpini. Sono una realtà straordinaria nel mondo della società civile, nel mondo dei valori sociali, perché dedicano risorse e tempo. E tempo e risorse valgono tantissimo. E sono uno dei due grandi aspetti. L'altro aspetto è quello della cultura, che è già stato accennato. Il ricordo, la storia. Noi dobbiamo ricordare che abbiamo milioni di persone che hanno sacrificato il bene primario, il bene della vita, per far crescere questo paese. Non hanno sacrificato delle cose di poco conto, hanno sacrificato se stessi, le loro famiglie, i loro affetti. Sono passati 100 anni? Sì, sono passati 100 anni, ma se noi abbiamo il benessere di oggi, lo dobbiamo a quelli che sono morti in passato, a quelli che hanno sacrificato tutto quello che hanno sacrificato allora. E noi non dobbiamo permetterci di buttare all'aria quello che è il frutto della fatica di tantissime persone. Dobbiamo rispettarle e per rispettarle dobbiamo farle conoscere. Ma vedi, io vedo la tragedia che ci sarà nei confronti dell'Anna degli Alpini. Perché? Perché eliminato il servizio militare, come chi sarà l'alpino del futuro? Sarà destinato sicuramente a sparire. Cioè, vedi, l'ANA, che è una cosa mitica e magica, la vedo che sparirà perché mancherà l'elemento uovo, è finito.
Cioè i nuovi alpini, questo dice, no? Nuovi alpini. Nuovi alpini. Cioè, abbiamo perso milioni di alpini, sai, dal momento della chiusura della leva, hai capito? E quindi la linfa vitale dov'è? Carissimi cittadini, la dobbiamo linfa recuperare vitale... un servizio militare di pace, naturalmente, ma recuperarlo. Dobbiamo fare in modo che lo Stato dedichi delle risorse anche a questo. Sì, ma c'è una continuazione, perché per esempio i nostri figli, che sono il 4° reggimento alpini paracadutisti Ranger, fa parte delle forze speciali italiane, è praticamente in continua ascesa. L'ultima nevicata, grande nevicata che ha colpito il centro Italia con i paesi, diciamo, che erano isolati, sono stati raggiunti da tutti gli alpini paracadutisti che hanno questa specializzazione, cioè è una preparazione militare che viene prestata praticamente alla realtà civile, e adesso si sta sviluppando ancora di più assieme a noi che saremo a terra e a loro che saranno in volo. Sì, ma la protezione civile viene invocata in tutte le grandi disgrazie. Le sfilate oceaniche non ci saranno più, no? No. Vedi, le sfilate non ci saranno più, no? E vedi, io voglio dire anche a quei criminali che hanno eliminato la leva, che dovevano tener conto, oltre che si vis pacem parabellum, vabbè, quello era lo slogan dei romani, ma dovevano tener presente la funzione civile, protezione civile. Gli alpini erano l'essenza della protezione civile, perché quando è successo il casino del Vajont, la tragedia del Vajont, se non c'era la Cadore partiva anche Belluno, sai? Dopo mezz'ora la Cadore era là, mezzi, materiali, uomini e tutti i ragazzi di 18, 19, 20 anni che non avevano impegni con nessuno, 48 ore sotto come è lavorare. Sul fango. Ecco, quindi, e parliamo del terremoto. Il comandante, guarda caso, era il generale Cauteruccio. Vedi cosa vuol dire? Cauteruccio. E poi un'altra tragedia, dove c'erano gli alpini, la città, i paesi vivevano, perché era un condotto di gente, di parenti, eccetera, negozi, bar, dappertutto. Ecco, anche questo si è perso perché era un supporto alla vita della città. Ecco, insomma, io sono fatto così, io massacrerei chi ha eliminato la naia. L'avevamo inteso. Allora, poi, tra l'altro, prima anche con Panis ricordavamo appunto l'importanza della protezione civile. Io volevo tornare oggi, credo stamattina è stato il vostro lancio, l'ha organizzato lei? Esattamente, sì. Cioè? Abbiamo praticamente lanciato sul stadio Briamasco di Trento 15 paracadutisti, tutti specialisti di lancio di precisione. Abbiamo fatto tutte le varie figure che vengono utilizzate nel paracadutismo e chiaramente riportiamo quella che è la nostra specialità, il fatto di saltare in montagna, e Trento è proprio una gola specifica dove ci sono anche delle grosse problematiche di vento, ma ci riusciamo e ci siamo riusciti, insomma. Col tricolore? Col tricolore. Portiamo giù una bandiera da 600 metri di tricolore, e chiaramente poi sfileremo con il nostro paracadute domani durante la dunata, e siamo gli unici che lo sanno fare. Cioè, in che modo? Noi abbiamo 15 ragazzi, uno imbragato praticamente come se fosse su un paracadute vero e proprio. E gli altri che lo accompagnano? E lo accompagnano tirando e gonfiando il paracadute e tenendolo a terra, però si gonfia e si vede tutto il tricolore. Faticaccia quindi anche. Viene fatto 8, 9 o 10 volte praticamente a seconda del percorso, e quando arrivano sono stremati. Tenete Panis, bisogna tenere duro, sai? Lo dici a me? Dico, teniamo duro. Lo dici a me, che se fosse per me... E poi me... il futuro è in grembo, non so chi, ma per adesso teniamo, gli alpini tengono duro. Tutti sul pezzo, io sono un artigliere e sono sul pezzo. Il futuro è in mano a chi ha il potere di deciderlo, e chi ha il potere di deciderlo deve decidere secondo quelli che sono i valori che la gente ha in testa. Ragazzi, questi bisogna portare avanti, signori miei, come gli alpini non ce ne sono nel mondo, poi, no? Non ci sono paragoni, noi migliori. Prima gli altri e dopo gli altri. Poi dobbiamo ricordare che anche i bersaglieri in queste ore, perché poi ovviamente... Io ho rinunciato alla cresima di mio figlio
perché c'era l'adunata a Milano. Ho detto mi spiace tanto, ma devo prima andare. vado all'adunata di Milano, non mi frega proprio niente. Antonio, ed ancora la crede mazze. Ma vedi, Può farlo l'anno prossimo, che c'è un'altra adunata a Milano. Esatto. Puoi prendere l'occasione di farlo presimare, visto che non vai più all'adunata. ma vedi la mentalità alpina. Certo. Cioè l'alpino al di sopra di ogni cosa. Terrestre. Ecco. Maurizio, cos'erano quelle immagini? Quelle immagini, quello che avete visto praticamente con la piccola bandiera che scendeva, è un signore che si chiama Mooney, ha 82 anni, ha 7600 lance all'attivo, si lancia ancora, una famiglia di paracadutisti, il figlio è campione europeo di lancio di precisione, l'altro figlio che ha circa 16.000 lanci, l'altro figlio ne ha 9.000, il nipote di 9 anni già totalizza 4.000 lanci. Cioè, impressionante. Come si fa a fare 16.000 lanci? Io non so 16.000 se ho preso lanci. 16.000 volte la macchina nella mia vita, però... Si scende, si piega il paracadute e si risale. Sì, ma 16.000 ci vuole una vita. Insomma, io ho conosciuto quelli della Nembo che erano in Africa. Certo. Mi dicevano Giancarlo, sai come eravamo armati? Avevamo un pugnale qua sul polpaccio. Chiaro. E basta. Sì, la fanteria di paracadutismo è una fanteria leggera. Pensa che vita, può essere individuata. pensa che magari. sacrifici, pensa che vita. Ecco, Certo. Non ci E sono pensa possibilità che risultati. pensa Perché che attraverso questo tipo di iniziative quanti risultati si sono portati a casa? Allora, Maurizio, l'abbiamo interrotta, perdoni. Sì, quindi- stavo dicendo che è una fanteria leggera, per cui non è supportata da cannoni o praticamente da autoblindo. Si scende praticamente avendo una mitragliatrice pesante in alcuni casi, un mitragliatore, una pistola e un coltello. E poi si lavora sull'arma bianca, si risparmiano i colpi, per cui questo è stato il nostro addestramento. Allora, adesso abbiamo la pubblicità. Poi voglio capire se Tony ha trovato quella storia che ci doveva raccontare, che forse pochi sanno. Dopo, Ce ne dopo la sono, pubblicità. ce ne sono. No, è ancora Poi tempo per vediamo, dai. pensarne una. A tra poco, vi aspettiamo. In collaborazione con Eclisse, controtelai per porte a scomparsa. Ristorazione Ottavian. Per noi la buona cucina è una vocazione di famiglia. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Würth Modif. Abbigliamento da lavoro e scarpe anti-infortunistica. Allora, torniamo in diretta, quindi tra poco ancora da Lucio Zanato a Trento, perché solo lui ci sta raccontando sul posto in questi giorni quello che succede giorno dopo giorno. Il classico ricordo che noi facciamo poi, domani mattina alle 8:45 si comincia con le sezioni più lontane, vero no? Tony, datemi voi. Prima estero. L'estero, poi lo diciamo, lo ricordiamo Europa, sempre. poi le città. Noi sfiliamo per ultimi. Ecco, no, Trento sfila per ultimo. Sì. Trento sfila per No, ultimo. noi quindi- siamo poco prima di Trento. Ah, come paracadutisti, sì, Esatto. alpini? Sì. Con quel modo là. Sì, esatto. Trento ultimo, Bolzano penultimo e prima appena. Poi passaggio a Milano, no? Perché Milano l'anno prossimo, come ricordavamo poco fa. Ma prima di Milano, cosa c'è prima di Milano? Prima di Milano c'è il Triveneto di Vittorio. 15, 16 e 17 giugno. Noi già guardiamo avanti ovviamente, prima di domani, ma guardiamo avanti quando sarà Vittorio Veneto. 10° percorso della memoria. Noi abbiamo l'abitudine, e poi magari ci aiuta Venturino con le sue storie sul mulo, di fare l'avvicinamento ai momenti di raduno o di adunata a piedi con i nostri muli, facendo dei percorsi che vadano a riprendere dei tracciati storici. Quest'anno, essendoci Vittorio Veneto, città della vittoria, nell'anno che celebra il centenario della fine della guerra, noi quale punto migliore che non il bosco e le penne mozze per usare come base di partenza. E immediatamente poi andremo a rendere omaggio al cimitero austriaco di Follina,
quindi poi ci avvieremo verso Vittorio Veneto in mezzo alla Val di Sole, A quindi piedi? Con a i piedi con i muri. È la 10ª edizione e Sì, ma speriamo che ce ne siano ancora. Ma mi raccomando, a Vittorio Veneto venire dove è nato Alessandro Tandura, Passiamo in per via Serravalle. Caprera, a Vittorio Veneto, Passiamo a Porta per Cadore, Serravalle. ricordatelo. Assolutamente. Ecco, e Sarà ti mostrerò doveroso. da dove partivano i piccioni viaggiatori. Allora, aspettate che Un Egidio... omaggio alla zia di Gentilini. Dicevamo prima. O alla nonna. Allora Egidio, detto Nello, ricordo bene? Tony, riesci a darmi una mano? Volevo aggiungere una cosa sul muro. Sì, riprendo un attimo il discorso che aveva fatto Gentilini. Cioè? Gli alpini nel Vajont. Io ho fatto il primo giorno di reggimentale a Longarone e sono stato là 60 giorni. Ero del 6° reggimento artiglieria montagna, il mio colonnello mi aveva assegnato al Genio Civile di Udine come geometra. Ecco, là gli alpini, ecco, io non ho fatto né campi estivi né i tremendi campi invernali. Ho fatto 60 giorni dove ho visto gli alpini sotto il profilo umano. Quei scavatori sotto a bloccare. Hanno lavorato dalla mattina alla sera e tanti piangevano. Sì, tanti piangevano. Cosa Gentilini diceva? Nessuno che andava? Ah, sì, sì. Oh, il terremoto, certo. i terremoti di tutto. Senza 1976 in Friuli. Tra l'altro. I giorni erano questi, no? Ho subito. I terremoti che sono stati recenti, non te vedevi nessuno quasi per giornate? Oppure la protezione civile, ma tutti i pensionati, la maggior parte no. E quindi hanno impegni di Ma famiglia. anche l'alluvione del Veneto di qualche anno fa, mica ce lo dimentichiamo. 2 ore sulle gambe, allora, schiena. mi dicono che Lucio è pronto. Venturino, però vogliamo aggiungere qualcosa sul muro. Volevo fare una precisazione per quanto riguarda il mulo. Cioè? Io non ho fatto una vita in mezzo al mulo, ho fatto 15 mesi di servizio militare. Mi sento di dire che il mulo è un animale nobile. Ti faccio 2 cenni. Allora, il mulo in caserma, se tu andavi a istigarlo, diciamo, ti calciava. Quando eri in marcia, il mulo sommeggiato, potevi appenderti alla coda, come diceva perché Gentilini sapeva che prima. quello era il suo lavoro, lui era sul posto di lavoro. Poi c'era un detto, vedi, il conducente... Al conducente veniva insegnato che perché anche per il mulo è conducente. Nei punti, il conducente del mulo. Sì. Nei punti pericolosi di tenere la testa del mulo verso monte, non verso valle, perché il mulo è un animale che ha paura. Il mulo, se non si sente condotto, lui si mette a correre. Io ho un esempio, con i miei occhi, io ero servente al pezzo, il conducente del mulo che scivola sul sentiero innevato, che cade per terra e il mulo lo passa senza toccarlo e poi si mette a correre dalla paura. Però non ha toccato il conducente. Mi sento di dire il mulo è un animale nobile. È meraviglioso, meraviglioso. Guardate queste immagini che ci propone la regia con Tony Esposito e Roberto Durigon, Tony Paul, fantastici. Allora, mi dicono che Lucio è pronto, andiamo subito. Trento, Lucio! Sì Ferdinando, siamo in piena movida, non so se riesco a farvi vedere, c'è intorno con Nicoletta veramente il mondo e naturalmente peschiamo i trevigiani che sono qui a Trento con il sindaco di Casale. Buonasera. Allora, come sta andando questa adunata visto da un trevigiano? Assolutamente bene, stiamo percorrendo veramente le stesse emozioni dell'anno scorso, i trentini devo dire che ci stanno accogliendo bene e poi Casale sta portando anche un grande supporto nella zona di Cognola. Ma giusto per capire, però l'attentato o comunque i sassi al negozio, le cassette dell'Enel date a fuoco, le scritte ingiuriose con gli alpini, cose così a Treviso non sono capitate? No, assolutamente no, però non vorrei che queste cose rovinassero il clima di festa che si sta instaurando in queste ore. Quindi sì, monitoriamo, è giusto monitorare, però ecco, non vorremmo rovinare la nostra alpinità in questa festa. Dicono che ci sono meno bandiere che a Treviso, meno tricolori. Ma lì devo dire che in effetti venendo su dalla Valsugana ne ho viste meno, però giustamente... Insomma siamo in Alto Adige? Qualcosa si sente, però siamo appena usciti da un locale e penso che i ragazzi hanno visto un servizio
veramente accurato, quindi dai, diamogli un 7+. Noi eravamo da 10, diamogli un 7+. Senta, dicono che sfileranno in 100.000 con 20.000 in più rispetto a Treviso. No, questo non ci credo. No, lì il record rimane nostro. Il record Da bravi trevisani. Sì. Allora, dovendo dare un voto, per loro 7+, per noi 10? Sì, assolutamente. Noi siamo stati i migliori. Bene, allora con questo noi restituiamo la linea a Ferdinando e lasciamo andare il sindaco di Casale e tutto il suo gruppo per questa serata. Arrivederci. Viva gli Alpini! Viva! Grazie Lucio, bene, beato te. Allora, ci rivediamo tra poco, ancora un minuto di pubblicità, vi aspettiamo. Bene. Allora, torniamo in diretta, ultimo blocco, tra poco a Trento di nuovo. Posso salutare anche Carlo però, no? Carlo, dobbiamo dire, improvvisiamo anche questa cosa. Allora, no? Aspetti Gentilini che salutiamo anche Carlo. No, io non posso farla cantare. Ho fatto la naia prima del dottor Gentilini. Prima? Sì, nel gruppo Lanzo del Cadore. E il mio contingente ha formato la Cadore nel 54 come secondo 32. Domani sfila. E domani sfilo a piedi. Emozione? Parecchia. Cioè ancora, quante adunate ha fatto, se lo ricordo? No, poche, perché per ragioni di lavoro durante la gioventù non ne ho mai fatta una. Da quando sono in pensione... Quanti anni ha, bisogna dirlo? Dai. Da quando sono in pensione le ho fatte tutte, 5 o 6. Allora finge di non aver sentito, esatto. Forse, no? Sì, esatto. Maurizio vuole sapere quanti anni ha? Ho 85. Straordinario. Un applauso veramente, ve lo meritate tutti, grazie Carlo di cuore anche per queste poche battute. Posso fare una cosa? Io vorrei che lei ci raccontasse il suo cappello. Si può fare? Qui? Sì. Si può fare? Questo qui. Cosa vuoi? Cosa è il significato, quello che lei porta? Questo cappello è quello che mi hanno consegnato nel 56. Non l'ho mai levato anche durante quando pulivo i gabinetti del Sesto. Sempre in testa? Sempre in testa, perché c'era l'obbligo, il cappello da stupido non lo adoperavamo in quel tempo. E quindi questo è il concentrato, il condensato dell'amore verso la patria, verso le popolazioni che avevano bisogno, e un omaggio a tutti quelli che sono morti guardando il tricolore. Anche quelli, perché cercano di buttarli fuori, quelli che sono morti con il tricolore che aveva lo scudo sabaudo, perché anche quelli sono morti, avevano rispettato l'onore della patria, vedi? Ecco, e quindi questo è un concentrato e un condensato di amore verso i cittadini, ma verso quella sacralità che era rappresentata nelle adunate da tutti i reduci di guerra. Ecco, io rimpiango che che le generazioni sono andate avanti e ci è perso un po' di quello che era il sacro. Era il sacro, poi viene il profano. Adesso c'è più profano che sacro. Ecco, Paniz? Si parla più del profano che del sacro, ma c'è ancora molto di sacro. Abbiamo ricordato prima l'entità dell'opera che fanno gli alpini con la protezione civile, con le risorse, con le loro ore di lavoro. Questo è tutto sacro, cioè è un valore straordinario che la nazione si trova ad avere senza pagare. Perché la realtà è molto semplice e si sostituisce alle amministrazioni, perché dovrebbero e a maggior ragione appunto facendo una leva anche più breve potrebbero essere impiegati. Guardate che in tutte le realtà, dallo Stato alle regioni, alle province, ai comuni, la prima forza che viene chiamata in campo quando succede qualcosa è la protezione civile con gli alpini. La prima che forza.
Questi sono i valori che noi dobbiamo trasmettere. E allora cosa andiamo a discutere tanto? Facciamo in modo che le nuove generazioni imparino tutto questo, capiscano tutto questo, vogliano imitare tutto questo e cerchino di farne tesoro per diventare migliori, perché questa è l'unica strada per arrivare al futuro. Un'ultima cosa, allacciandomi a quello che diceva l'avvocato prima a proposito di andare per le scuole, il nostro gruppo, il gruppo Città di Treviso, Medaglie d'Oro Salsa e Reginato, andiamo il primo giorno di scuola andiamo a fare l'alza bandiera per le scuole e l'ultimo giorno chiusura dell'anno scolastico andiamo a fare la maina bandiera e cerchiamo di sensibilizzare questi giovani ad amare il tricolore. Magari vorrei veramente una volta a settimana una lezione di storia da un alpino in classe, sarebbe una cosa... Mi permetto di dire una cosa che è in relazione a questa attività che ha appena detto il consigliere Cagnato. È nata per volontà, per interesse particolare di un alpino che aveva un bambino che era su uno di questi istituti facente parte del plesso. Come hanno sentito, tutte le altre scuole hanno voluto che andassimo. Certo. Ed è questo che è importante e credo che sia un po' lo sfogo di quella che diceva, la cosa che diceva un attimo prima l'avvocato. Se solo si riesce a inoculare questa sensazione di partecipazione e di vicinanza, poi matura da sola, perché soprattutto i più piccoli sono delle carte assorbenti eccezionali e hanno... Imparano. Questa mattina eravamo a Maserata ad inaugurare una mostra fotografica con dei bambini di prima e seconda elementare, ma era solo un piacere ascoltare le domande che facevano. E poi lo stesso imparano ad amare gli alpini subito, no? Maurizio, volevo solo un'ultima cosa, perché poi dobbiamo andare da Lucio Zanato a Trento e salutare anche lui ovviamente per il lavoro prezioso di questa sera. Qui c'è scritto... Qui c'è scritto Associazione Nazionale Alpini Paracautisti, Maestrac. Ce lo racconta? Oh, ce la racconta o no? Perché abbiamo aspettato tutta la sera. Non ce la racconta... Sì, diciamo che noi abbiamo praticamente un principio di quando facciamo il salto con il paracadute. Per poter far sì che si scenda in caduta libera, perché saltare da un elicottero è diverso da saltare da un aereo, nella realtà noi mentalmente contiamo 1001, 1200, 1300, 1400 e 1500. Si apre a 1500 già? No, cioè 1500 dopo 5 secondi, si apre praticamente il paracadute e nella realtà urliamo Maestrac perché evitiamo di che si chiuda e si impasti praticamente la lingua in bocca, per cui nella realtà è una liberazione. Quando noi scendiamo qualcuno ci urla sempre ciuc. Come risposta. E guarda, carissimi telespettatori, io non posso tollerare che tanta gente approfitti del cappello alpino, si mette il cappello alpino senza aver fatto l'alpino. Questo è un sacrilegio che bisogna purificare anche le nostre adunate alpine, sia chiaro. Sì, poi dobbiamo anche spezzare una lancia perché gli alpini non sono solo ubriaconi, è gente che lavora, che fa la sua parte senza che praticamente gli venga riconosciuto nulla, in silenzio, e non è gente che si ubriaca, è gente che si diverte. Lo abbiamo raccontato. È un'eccezione, non è la regola. È quello che diciamo, la parte ludica è un'eccezione. Ma lo abbiamo raccontato anche in questi giorni. Adesso appunto andiamo anche da Lucio, con i tanti lavori che avete fatto a Trento. La pulizia del monumento, l'abbiamo ricordato più volte. Allora Lucio, con questo ultimo collegamento poi ti salutiamo, linea a te a Trento. E per l'ultimo collegamento siamo diciamo veramente sul cuore dell'alpinità. Vedete in questo sabato sera un gran movimento con tanta gente che arriva da tutta Italia, anche dall'estero. Vediamo di non far investire la nostra Nicoletta. Abbiamo anche degli alpini con... Buonasera, buonasera. Lei da dove viene? Tanto vengo dalla Val di Non. Come lui. Ma il suo cappello è davvero particolare. È molto particolare, certo, è stato sull'Ambaradam. Ma quindi non è suo? Non è mio, io nel 36 non esistevo, sono del 71. E come mai? Ma l'ha ereditato? No, è molto finto, però è rifatto veramente storicamente perfetto.
Senta, ma per lei che cosa... Non potete fare queste robe qua così da Quito. Per lei che cos'è l'adunata degli alpini? No, è bellissimo, un momento storico, un momento di ritrovo, felicità e gioia, è bellissimo. Lei viene dalla Val di Non. dalla Val di Non, ma senta, dicono che i trentini sono un po' freddi rispetto... Non siamo freddissimi, ma noi siamo caldi, ma che bello. Va bene, Bellissimi. grazie. Allora adesso noi continuiamo in questo nostro andare cercando di trovare, come sentite, ci sono... Questa è la bella atmosfera degli alpini. E adesso noi proseguiamo in questa passeggiata in mezzo alla gente finché ci arriviamo, finché ci date la linea. E stiamo cercando di trovare delle persone che così stiano vivendo questo momento in una situazione davvero particolare. Mentre in fondo sentiamo anche i passi di una delle tante come si dice, fanfare che si stanno alternando. Noi siamo da Bassano e abbiamo il piacere che ti sia qua con noi. E allora l'ultimo collegamento lo finiamo con Bassano, dai che andiamo fin qua. Ma allora aspetta, allora Bassano, quando è stato a Bassano? Bassano è stata una donata strepitosa e meravigliosa, adesso siamo qua a Trento e come sempre manteniamo il meglio. L'anno scorso Treviso com'era? Straordinaria, Treviso straordinaria e straordinaria anche Trento, nonostante tutte le dicerie che dicono straordinaria Trento. Le dicerie, insomma, voglio dire, i cassonetti, le cassette dell'Enel a fuoco, il negozio preso a sassate, le scritte ingiuriose, cose così a Bassano non sono capitate, a Treviso non sono capitate, a Pordenone non sono capitate. Piccoli incidenti da incivili, persone incivili che di politica, di cultura non sanno niente. E gli alpini come possono fare per cancellare questa inciviltà? Ballando, cantando e festeggiando quella città. Dove sono i suoi compagni? Eccoli. Dai che andiamo insieme. Allora, giusto per finire, finiamo l'ultimo collegamento con gli amici di Bassano. Tutti di Bassano. Bassano città, Bassano. A proposito di Bassano, da alpino, come vede la storia del ponte? Bassano, Possagno, quindi... delicata la faccenda. La storia del ponte è molto delicata. Molto delicata, noi speriamo nel lieto fine come tutte le storie. E allora in questo lieto fine noi lasciamo gli amici di Bassano e l'ultima immagine e soprattutto l'ultima musica la vogliamo dare, il collegamento lo vogliamo concludere con il passaggio di una delle tante fanfare che poi sfileranno anche domenica. E con questo Ferdinando io ti restituisco la linea e vi auguro a tutti buona adunata, 91esima adunata nazionale degli alpini. Grazie Lucio, davvero a tutti i nostri colleghi che hanno lavorato da Trento, sempre straordinario Lucio. L'ultima cosa ovviamente nel salutarvi, poi manca una manciata di minuti. Avvocato, io puntavo sempre sul fatto che Trento sia per noi, per questo paese, una città straordinaria ovviamente, di un grande significato. Era... e fino a questo momento non sappiamo, ma domani potrebbe esserci il capo dello Stato, perché gli organizzatori ci dicevano è previsto, insomma, è in altre faccende affaccendato, ma questa sera non parliamo di politica, però domani potrebbe esserci Sergio Mattarella, ma Trento è una città importante, no? Intanto Trento è una delle realtà simbolo di un'Italia che ha lavorato per essere unita e gli alpini non lavorano per dividere, lavorano per unire. Noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, però la realtà è che milioni di persone di questa nostra nazione hanno perso la vita per avere un'Italia unita, per avere un'Italia che collaborasse, per avere un'Italia che si muovesse secondo quelle che erano le ragioni per le quali loro hanno accettato di sacrificare la loro vita.
Trento è un simbolo, come lo è stata Trieste, una dunata straordinaria, dobbiamo dire la verità, alcuni anni fa, come è stata bellissima la dunata del Piave, perché alla fine queste città sono unite da un simbolo, il simbolo di un nord-est che lavora, che funziona, che si muove, che accoglie gli altri dalle altre regioni d'Italia in un certo modo e che permette loro di gioire in alcuni momenti di emozioni fortissime. Trieste è stata straordinaria da questo punto di vista, Treviso è stata straordinaria, Trento sarà sicuramente una dunata straordinaria. E poi Vittorio Veneto. Vittorio Veneto è una realtà triveneta che si muove in un certo modo, però noi dobbiamo passare dall'aspetto emotivo all'aspetto sostanziale. L'aspetto emotivo rimane ed è quell'anima che continua a muovere la forza degli alpini. Poi dietro c'è l'aspetto sostanziale, c'è la storia, c'è quello che è stato costruito in decenni di lavoro, di impegno e di fatica, c'è il sacrificio di una nazione che si è costruita attraverso determinati valori che noi dobbiamo fare tutto il possibile non vengano persi ma vengano, anzi se possibile, recuperati. Maurizio Venturini, non ho capito quanti lanci ha fatto lei. 2760. 2760 e continua chiaramente a lanciarsi. Chiaramente. Straordinario. Allora, Gentilini, basta, ci vediamo domani. Io voglio dire, ci vediamo domani io sono un appassionato delle adunate oceaniche. Io auguro anche a Trento una adunata oceanica e che non sia sporcata da qualcuno che non ama gli alpini. È successo nei giorni scorsi con alcuni studenti, a tutti i cittadini di Trento di essere vicini e di stare attenti, perché la dunata alpini è una cosa sacra, è come una messa, e guai a violarla. Giancarlo, non merita che noi parliamo di chi non ama gli alpini e di chi non rispetta gli alpini. Nel momento in cui ne parliamo diamo loro troppa importanza, vadano per i fatti loro. E poi vorrei fare un altro augurio. Io auguro che nascano tanti alpini, ma purtroppo vedete che si stanno chiudendo classi, e quindi questo non è un bel auspicio. Quindi, cittadini italiani, teniamo insieme avanti, la memoria. Ho bisogno di alpini, di bambini alpini. Grazie Giancarlo Gentilini, Maurizio Paniz, Toni Zanatta, Venturino Cagnato, Maurizio Venturin. Grazie anche tantissimo davvero a Egidio Casellato e Carlo Caddeo. Grazie a tutti davvero, buona adunata domani mattina in diretta su Antena 3. Grazie, buonanotte. In collaborazione con Eclisse, controtelai per porte a scomparsa. Ristorazione Ottavian. Per noi la buona cucina è una vocazione di famiglia. Locanda al Glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Würth Modif. Abbigliamento da lavoro e scarpe anti-infortunistiche.